Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Una donna nissena di 50 anni, Antonella Geraldi, è morta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta durante un intervento chirurgico. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri che hanno già provveduto ad acquisire la cartella clinica per accertare le cause del decesso. La donna era arrivata al pronto soccorso mercoledì scorso con forti dolori addominali e dopo il ricovero era stata operata, intervento che si è rivelato fatale. È stato presentato alla Procura di Trapani un esposto dai familiari del pilota Fabio Antonio Altruda, morto nell'incidente aereo dello scorso 13 dicembre nelle campagne di Misiliscemi nel Trapanese. I parenti della vittima hanno deciso di rendere note le loro perplessità in merito alla tragedia che è costata la vita al capitano dell'aeronautica militare. Il padre Fernando e la madre Marilena ritengono che la causa dell'incidente sia da imputare a un'importante avaria del velivolo dovuta a omessa o cattiva manutenzione. La procura indaga per omicidio e disastro colposo. Si sono svolti i funerali dell'insegnante uccisa dalla figlia 17enne a Bagheria nel Palermitano la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorso. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Dante Alighieri. Presenti i sindaci di Bagheria e Casteldaccia, i comuni in cui la donna rispettivamente viveva e lavorava, oltre ai suoi colleghi. Durante l'omelia i sacerdoti hanno ricordato la gioia di vivere e l'allegria che hanno sempre contraddistinto la vittima. A Bagheria e Casteldaccia è stato proclamato il lutto cittadino in occasione dell'ultimo saluto rivolto all'insegnante. E chiudiamo con il meteo. Dopo settimane di bel tempo in Sicilia sono in arrivo alcune perturbazioni che porteranno instabilità. Per domani si prevede in mattinata un cielo parzialmente nuvoloso sulla maggior parte dell'isola, con piogge che si concentreranno nella Sicilia nord-orientale e colpiranno in particolar modo il Messinese. Nel pomeriggio si andrà incontro a schiarite. Temperature ancora alte nei valori massimi, le minime saranno rigide a Enna, dove il termometro toccherà quota 2 gradi nella notte. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.